Ecco qui, ciao a tutti, siamo al terzo momento che vorrei dedicare al campanile che è in ristrutturazione e visto che era il 20° della serata rotondi, la 20ª edizione, ho fatto in mente un sonetto caudato, nel senso che ha i 14 versi consueti più 2 terzine aggiunte, per cui in totale sono 20 versi, manco farlo apposta, e perché appunto mi è venuto il pensiero di collegare quel ricordo dell'Urbin de Dunian che ho letto nel video precedente al fatto della ristrutturazione adesso, per cui la poesia si intitola Il campanin binda su, cioè fasciato, no? Tempo di restauro per il campanile di Dugnano nel 75° anniversario della costruzione. Qui oltre che bendato io dico che è stato fassui la carta, quindi avvolto, infagottato, paragono la copertura a una cartapesta, quella dei teloni e dei ponteggi. Ecco che con tutte queste descrizioni che cerco di fare di questo campanile, che ho fatto vedere anche nel video precedente in fotografia, io dico che se ci fosse ancora quell'Urbin de Dunian, quel signore che non poteva vedere questo campanile bendato, che sembrava quasi quasi un cioccolato fatto su una carta pronto da mangiare, e questo persona cieca o comunque poco non vedente, con scarsità di vista, sente in queste settimane il rumore di chi sta lavorando e attende con fiducia che tornino le campane a suonare. Quando torneranno tutti faranno festa, e ricordo nell'ultimo verso che questo campanile, come dice la dicitura appunto sulla parte della facciata verso il sagrato della chiesa, è dedicato a Cristo Re. Il campanile binda su. Quell'Urbin de Dunian fotografà cui suoi versari dal nostro Giusafat, in stili chi saris diventa mat denas al campanin in faguta. L'ambinda su perché va sistemà, a parlare tecniche, dunque ste mai fatt, per sicurezza, e il par un ciculat fan su la carta per un perves magnà. L'Urbin mi credi che a sentire il fracas nascosto di gran teloni di puntec, de chi lavora su per scare as, e gavaria il magun per settimane, finché il silenzio tornerà a prutec e il suon della sua voce, di so campan. E per sto compleanno, 75, batumi man, fem festa, specium che tira in via la cartapesta e cunte il fia che resta, ringrazio il Signor del campanin perché le dedica se lece a Cristo Re. Ecco, come Alberto ho cercato di dedicare questa poesia appunto al campanile. Vi faccio notare una cosa, che ho usato apposta la parola versaria al secondo verso e la VUS al 14°, ricordando appunto stime versari e la VUS del Giusafatte, che considero uno dei miei maestri in poesia, e con questo mi speri deve dare qualcosa di bello da sentire, e se sento prossimamente, fra un po' di tempo, mi speri presto. Ciao a tutti!